Ecco, un tetto così. E addirittura un altro tipo di tetto qui posso mettere. Vediamo se è vero. Ecco, posso mettere addirittura un altro tipo di tetto. Guardate che figo. Mamma mia. Se possiamo tornare indietro, ruota la visuale. Ecco, se io voglio demolirlo invece, ecco, torna indietro, torna indietro. Ecco, guardate che figo, ragazzi. Qua addirittura potremmo crearci una terrazza, tante cose belle, perfetto. Io direi di creare il tetto invece a spiovente, proprio così. Qua ci rifuggeremo la notte per sfuggire ai lupi mannari. Questo cos'è? Mattina, pomeriggio, sera, notte, mattina. Guardate che figo. Bene, il tetto l'abbiamo messo. Sì, qua un pochettino esce di fuori, però non possiamo farci nulla. Addirittura possiamo inclinarlo tipo pagoda indiana, o addirittura possiamo ingigantirlo. Ecco, lo vorrei creare un pochettino così. Eccolo. Perfetto, qua non possiamo ritirarlo un po' più indietro. Purtroppo no, perché sennò lasciamo fuori questa parte. Va bene, ragazzi. Va bene, parapetti, colonne. Va bene, rientriamo in casa. Come si abbassa il livello? Eccolo qua. Allora, è un monolocale. Più che altro io vorrei scegliere una bella stanza per fare un bel bagno. Quindi partiamo di qua. Il bagno lo mettiamo qui. Perfetto. Questa è la cucina. Qui mettiamo la nostra stanza da letto. Quindi mettiamoci anche un bel pannello in muratura. Vediamo se ci entra il letto. Ci entra, perfetto. E qui tutto il resto. Allora, vediamo un po'. Anzi, mi è venuta un'altra idea. Leviamo questo muro e facciamo la nostra stanza da letto proprio qui. Qui. Così. No, eccola. No, così no, ragazzi, non mi piace. Vediamo di metterla così la stanza da letto. Ok, e in tutti gli altri posti vediamo di mettere la cucina e, come dire, la zona del soggiorno. Quindi, vediamo di mettere intanto dei pavimenti. Ok, allora, io metterei il legno per la nostra stanza per la stanza principale, quindi per il salotto. Un legno magari di ciliegio, questo può andare bene. Ok, costa abbastanza, però è sicuramente più pregiato di altri. Ok, ho sempre desiderato il legno. Perfetto, nel bagno mettiamo le mattonelle. Piastrellato, pietra, muratura, linoleum, piastrellato. Ecco, nel bagno mettiamo queste piastrelle un po' diverse, ecco queste. Attenzione, il livello dei muri come si abbassava? Eccoci, delle piastrelle normali da bagno. Mentre nella nostra stanza mettiamo un po' un po' di moquette, magari con un colore meno acceso. Questo simile al bianco. Ok, un tappeto graffato in campis. E per quanto riguarda la colorazione delle mura interne, vediamo di mettere sicuramente dei colori più vivaci. Per esempio, motivi per i muri. Allora, qui abbiamo un legno, quindi gli andiamo a mettere un colore, proprio vogliamo pitturare la stanza. Mettiamo un colore acceso. No, il rosso no. Il legno forse col bianco ci sta, ragazzi, quindi vediamo di prendere il bianco. A pastello semplici. Vediamo di prendere il bianco, proprio bianco. Eccolo qua, forse il bianco ci sta. È una luce però che non si vede un accidente. Allora, vediamo di prendere delle luci. Luce. Allora, il coltellaccio della luce, luci da muro, lampada da tavolo. Ci servono delle luci uniche, ragazzi. Vediamo. Idraulica, mamma mia, quante robe. Illuminazione. Allora, vediamo di scegliere un lampadario. Eccolo qua. Per tutta la stanza. Quindi vediamo di scegliere un lampadario di questo genere, un po' moderno. Eccolo, uno qui e uno qui. Nella nostra stanza, nel bagno, mettiamo una cosa del genere. E nella nostra stanza mi sono sempre piaciuti, ragazzi, queste tipologie di lampadari. Nella nostra stanza qualcosa tipo così. Eccolo. Già, va bene. Anzi, questa era la nostra stanza e questo era il bagno. Va bene, allora mettiamoli uguali. Ok, poi quando avremo più soldi le cambieremo. Perfetto. Allora, adesso che vedo, non lasciamo le piastrelle nei muri, ma mettiamo un bianco. Voglio mettere proprio un bianco. Vediamo come va. Vediamo com'è. Ecco, vedete che, ragazzi, che figo, avevo ragione, a me piace. Poi fatemi sapere anche voi, però guardate un pochettino che ci sta bene. Perfetto. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui ricopriamo tutto. Anche qui, perfetto. Benissimo, abbiamo soldi da buttare, eh. Ok, nella nostra stanza con questo colore mettiamo invece un bel colore
No, 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 non mi piace, ragazzi, cambiamolo. Mettiamoci un bel colore diverso, ovvero proviamo un giallo. No. Mettiamo un azzurro. Sì, forse l'azzurro va bene. Eccolo qua. Mi piace, mi piace. Colori belli accesi. Vediamo un po'. Eccolo qua, perfetto. Anche da questa parte. Ah, benissimo. Nel bagno proviamo a mettere qualcosa tipo di rosa. Per il bagno. No, no. Vediamo di mettere... Sì, dai. Sì, questo forse può andare bene per il bagno. Sì, forse sì. Va bene, vediamo di lasciarlo. Ok. Vediamo di prendere delle porte. Allora, delle porte uguali per la casa, proprio all'interno. Questa va bene. Questa va bene. Ora, $11.000, ragazzi, per spenderli come meglio vogliamo per il nostro arredamento. Allora, intanto delle finestre. Quindi nella nostra stanza metterei una finestra di questo genere, proprio così, che si apre con delle vetrate. Eccola qua, mettiamola qui. Perfetto. Nel bagno una finestra più piccola per non farci sbirciare. Ancora più alta non è possibile. Qui. Nella nostra sala da pranzo metteremo due finestrone grandi, più grandi. Eccole, tipo... No, più grandi ancora. Vediamo se c'è... No, questo è un livello più alto. Vediamo un po' delle finestre grandi, voglio. Vediamo. Finestra grande. No, questi che sono? Sembrano dei punti per innaffiare il giardino. Vediamo delle finestre enormi. No? Eccole qua. No. Questa. Una. E due. Eppure tre da questa parte. Bene ragazzi, allora, vediamo di scegliere anche i nostri mobili dell'arredamento. Allora, vediamo un po' di sbizzarrirci. Nel bagno, iniziamo dal bagno che la gente impazzisce sempre per i bagni. Allora, idraulica. Vediamo di scegliere un bel apparato per il nostro bagno. Quindi, intanto un lavandino. Quindi vediamo di scegliere il lavandino Patrizio base. Uno. Il nostro gabinetto reale, l'ambasciatore, eccolo qui. E soprattutto la nostra grande doccia. La doccia postmoderna da questa parte. Perfetto. Per quanto riguarda le decorazioni lasciamo perdere, ci impegneremo quando avremo più soldi. Per la nostra stanza invece comfort. Vediamo di scegliere un letto abbastanza comodo. Quindi eccolo qua. No, quanto? 8500, ma che siamo pazzi? Vediamo 5, 4. Meglio puntare ragazzi sul 5. Quindi un letto singolo artigianato doppio in colorazione azzurra per essere adatto a quello che ovviamente è la nostra stanza. Scegliamo anche delle superfici, dei piccoli comodini, tavolino decorativo, anzi armadi, banconi. Vediamo un po', forse un tavolinetto così. Va bene, tabula rasa. Ok, per la stanza da letto, eccolo qua, tavolini, giusto. Vediamo di mettere anche una bella sveglia, un orologio da tavolo normale. Eccolo qui. Una bella sveglia, questa al muro, mentre da tavolo non ce n'è altri. Allora lasciamo così, mettiamo una sveglia normale qui e basta. Ok, vediamo adesso quello che possiamo fare. Innanzitutto dobbiamo ricercare un nuovo elemento per la cucina. Allora, abbiamo posizionato il nostro lettino, così va bene. Non aggiungerei altre cose ragazzi perché per adesso non abbiamo molti soldi e vorrei risparmiarli per qualcos'altro. Quindi vediamo un po'. Innanzitutto nella nostra stanza principale vediamo. Allora andiamo nella sezione ovviamente del vediamo un po', sala da pranzo. Vediamo come si faceva. Ho trovato il modo per farlo. Forse così, no? No, tipi di stanze. Oggetti per stanza. Ah, eccolo qua. Scusate un attimo, gli occhiali. Ok. Allora, andiamo nel soggiorno. Metterei, vediamo, un divano, eccolo, di un colore, ma questo va bene. Vediamo un colore abbastanza chiaro. Eccolo qui, un divano proprio qui, appena si entra. Ok. Un altro divano. Si possono spostare, si possono ruotare soprattutto. Vediamo un po' come si ruotano. Come si ruota? Non riesco ragazzi, aspettate. Ci deve essere un modo per ruotarlo però. Vediamo. Maledizione. Vediamo se si può ruotare. Forse con la Q. Con la E. No, come si ruotano le cose, maledizione ragazzi. Vediamo un po' così. Progetta. Contagocce, annulla. Sposta. No, sposta la casa. Dobbiamo ruotare il divano. Non mi ricordo. Cioè, si deve fare in qualche modo.
Ah, eccolo. Ah, ecco, perfetto ragazzi, così, perfetto. Allora, metterei un altro divano appunto da questa parte. Anzi no, un altro divano appunto. Vediamo un po'. Un altro divano appunto qui. Giriamolo, eccolo così. Qua in mezzo ci mettiamo, vediamo un po', nella nostra sezione principale. Eccola qui, deve essere qua. Ah, eccola, così. Un bel tappetino, abbastanza grande, in modo da ricoprire tutta la zona. Un tappeto, vediamo, un po' moderno. Eccolo qua, super ecologico. Si deve intonare. Vediamo un po'. Perfetto. Per far discutere i nostri grandi sim. $7.000. Bene. Così. Un tavolino all'interno con qualcosa sopra, per esempio un bello stereo. Questo crea ambiente, ragazzi. Mettiamo anche un quadro. Guardate che bello, ragazzi, creare case, mamma mia. No, $2.000, che siamo pazzi. Non compriamo un Picasso, compriamo qualcosa un po' più tranquilla e sobria. Uno qui. Questo mi piace. Così, proprio sparsi nella nostra casa. Questi. Guardate che figa, ragazzi, la nostra casa. Quindi dobbiamo scegliere anche adesso la cucina. Quindi il frigo. Un frigo normale, ovviamente non troppo dispendioso. Qui scegliamo anche la nostra grande cucina. Ecco, questo mi piace, forno da cucina a legna corpo vecchio. Mi piace tantissimo e lo scegliamo. Quindi lo scegliamo sempre in caratteri bianchi. Benissimo. Ovviamente sceglieremo anche i nostri banconi, sempre in bianco. Ok. Eccoli qua, 1, 2, 3. Ci aggiungiamo anche il tavolo. E basta così per adesso, ragazzi. Il tavolo deve essere qui soggiorno, stanza da pranzo. Poi aggiungeremo tanti altri oggetti più avanti. Quindi per adesso un tavolino tranquillo. No, così tondi non mi sono mai piaciuti. Quindi vediamo di prendere già un tavolo bello grande, con delle sedie abbastanza sobrie. 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Gli mettiamo anche al di sopra una bella decorazione. Per esempio, mi è sempre piaciuto mettere un mappamondo e lo mettiamo. E ovviamente basta così, ragazzi. Siamo arrivati alla creazione della nostra casa. Anzi, adesso io salvo con nome. Ok. E ragazzi, abbiamo terminato la nostra casa. Come potete ben vedere, abbiamo il nostro stereo per il divertimento, tante opzioni, quindi abbiamo fatto tutto modalità vivi. Allora, vuole cucinare? Portiamola a cucinare, ragazzi, va bene. Vediamo quello che può fare. Allora, vediamo se si può muovere ovviamente all'interno delle nostre... Ah, ci possiamo muovere, ragazzi, che bello, in tutto il quartiere. Poi però possiamo viaggiare. Ho installato il gioco apposta nella sezione dell'SSD per caricare i caricamenti più velocemente possibile. Guardate che bello il paesaggio. Ci è fatto davvero molto bene. Sembra Monkey Island. Sembra, ragazzi, ha la stessa grafica di Monkey Island. Era così proprio Monkey Island. Guardate che figo. Mi sembra di essere in quel gioco, in questa atmosfera. Guardate che figo. Domenica, vediamo se hanno migliorato il tempo. 8:21, il tempo è abbastanza regolare. Quindi vuole cucinare. Ma i bisogni dove sono? Telefono, centro e lotto. Non ci sono i bisogni? Carriera. Ah, eccoli. Relazioni, inventario, simologia. Bisogni. Benissimo. Vuoi cucinare? Cosa hanno messo di nuovo nella cucina? Wow! Guardate quanta roba che possiamo cucinare. Sono le 8 del mattino e io cucinerei un po' di uova strapazzate. Però abbiamo bisogno del pomodoro. $3. Va bene. Comprato. Vai a cucinare, amico mio. Vuole cucinare? Andiamo. Qui abbiamo carriera, non abbiamo un lavoro. Abilità, ancora niente. Relazioni, inventario, simologia. Ovviamente le abilità. Ha acquistato delle abilità di cucina. Esistono anche molte altre abilità. Possiamo raggiungere maestria. Va bene. Acquisite l'abilità cucina. La nuova abilità di cucina di Edward gli permetterà di preparare dei piatti deliziosi, classici, semplici, gnam. Più alto è il livello di abilità, più ricette vengono sbloccate. Allora, siamo al livello 1. Allora, siamo fiduciosi, perché mi devo girare con la testa per leggere. Allora, grandi melodie, nulla rincuora un sim come nella musica ottima. Arredamento gradevole e ovviamente competenze culinarie. L'abbiamo bruciato nel nostro forno antico. Vediamo. Un po' di sale. Iniziare una nuova carriera. Videogioca e compra un tavolino. Voglio vedere come hanno realizzato le animazioni.
Eccoci. Ah, non mangiamo? Vediamo un pochettino dove siamo. Fame, vabbè, ormai ce lo mangiamo. Che facciamo? Lo lasciamo qui? Mangia uova strapazzate, maledizione. Non buttiamo il mangiare, che è peccato. Quindi vai a mangiarlo, amico mio. Ah, addirittura sta ascoltando contemporaneamente la musica mentre cammina e mangia. Guardate che figa la legna qua sotto. Guardate la legna. Mamma mia. Mangiamo. Possiamo addirittura osservare il mappamondo mentre mangiamo? Vediamo. Sta osservando il mappamondo, vediamo. Ah, quindi ragazzi sta mangiando, sta osservando il mappamondo e sta ascoltando la musica. E ovviamente è anche seduto, quindi sta facendo 4 cose. Benissimo. Vediamo. Adesso se voglio osservare per esempio un'altra cosa, per esempio se da qua seduto voglio osservare questo quadro, tipo lascia perdere il mappamondo, voglio guardare il quadro, lo guardi? No, basta guardare il mappamondo. Vediamo. Vediamo. Sì, ragazzi, sta guardando il nostro quadro e ovviamente si è portato anche il piatto per continuare a mangiare, però probabilmente l'ha finito, prodotto da avariato fra... Ah, mettono anche il tempo, meno male. Quindi basta guardare il nostro quadro. Perfetto, e possiamo continuare a mangiare. Ecco, guarda il quadro, ascolta la musica. Vediamo se invece se leviamo la musica... Ok, così non la stiamo ascoltando più. Vediamo se possiamo guardare il quadro. Ecco, così guarda il quadro e mangia. Ho capito, quindi può fare massimo di 2-3 cose contemporaneamente. Giusto, perché una persona normale può fare questo. Cioè io non è che mangio, guardo il quadro, palleggio con la gamba destra, con la gamba sinistra lavo a terra. Cioè non è che... Cioè, già così è soddisfacente, ragazzi. Va bene. Credo ragazzi che per questa intro del gioco può andare bene così. Per oggi abbiamo fatto abbastanza. Abbiamo fatto una nuova casa, un nuovo sim, molto più simile a me questa volta, proprio adesso che mi sono rasato, messo gli occhiali, tutto perfetto. E quindi vorrei solo trovare il lavoro per dare un'occhiata a tutti i lavori disponibili, perché io ragazzi non gioco a The Sims se non registro, quindi attenzione. Vediamo un po'. Inizio una nuova carriera. Clicca per trovare lavoro. Sto cliccando. Ah, stiamo chiamando. Ok, perfetto, dai. Allora, hanno messo la carriera criminale che dicevano di averla tolta. Anzi, no, avevano detto di aver tolto i ladri. Però la carriera criminale c'è. Scrittore, pittore, agente segreto, guru tecnologico, astronauta, cuoco. Boh, belli. Proviamo guru tecnologico. Chi ha bisogno dell'università quando si possiede la tua abilità nella programmazione? Ci sono tante opportunità che aspettano solo di essere colte e tu e il tuo grande cervello siete pronti a farlo. Rami della carriera giocatore di esports e imprenditore di startup. Potrebbe essere adatta, ragazzi, quindi proviamo a scegliere questa. Si lavora martedì, mercoledì, giovedì fino al sabato, tranne il lunedì e la domenica. $31 l'ora. Stiamo assumendo assistente tramite chat, una specie di... Sapete in quei giochi quando si ha bisogno di supporto tipo World of Warcraft? Ecco, la stessa cosa. Facciamo una specie di supporto alle persone che scrivono i ticket. Va bene. Benissimo. Mi piace come l'hanno ridisegnato, ragazzi. È tutto per adesso soddisfacente. Che cosa è successo? Ah, ho chiamato 2 volte. Allora, Edward lavora come assistente tramite chat presso questo studio e inizierà martedì. Ok, abbiamo dei requisiti. Gioca per 4 ore ai videogiochi. Dobbiamo comprarci un computer. Quindi andiamo nella sezione dell'acquisto. Qual era? Questa, sì. La cosa che mi è sempre piaciuta di The Sims sono le musiche. Vorrei che anche in questo The Sims fossero adatte all'altezza. Per esempio, se voglio comprarmi un computer, eccoci qua, una scrivania di $300. Quanto costa il computer intanto? 800, 1000. Ecco, proviamo il tablet, il computer portatile. Eccoci qua, mettiamolo qui. È un tablet o un computer portatile? Il tablet proprio per... Forse si può videogiocare. Indistruttibile, va bene. Lo lasciamo qui. Ecco, ci siamo comprati un bel tablet. Ok. Vediamo di giocarci. Gioca una partita. Sport incredibili. Vediamo un po' se possiamo giocare. Vediamo come gioca. Dato balla intanto. Felice, arredamento gradevole. Ecco, questi sono appunto i tratti positivi da quello che abbiamo intorno. La musica e ovviamente anche la grande competenza culinaria per la grande cucinata che ci siamo fatti. E questi sono i desideri. Bevi una bevanda, ok. Edward è uno smanettone. Questi sim hanno bisogno di giocare ai videogiochi e grazie alla loro innata conoscenza riescono a trovare più velocemente e facilmente gli oggetti da collezione più rari.
Stiamo giocando e stiamo migliorando un'abilità. Che abilità? Videogioco, wow. Allora io sono bravissimo in questa abilità. Quanto ho? 200 di quanto gioco. Questo è il cellulare, vediamo. Ah, ok, l'hanno messo qui. Questi sono i soldi, questo, siediti. Centro sull'otto, fiducioso. Mi piace, ragazzi, questo The Sims. Per adesso, come voto, 10. Perfetto. È positivo da tutti gli aspetti. Non ho trovato ancora una cosa negativa da quello che ho fatto. Le emozioni negative influenzeranno ogni aspetto delle loro vite in modi incredibili. Ti faremo vedere come. Che è successo? Attenzione, i sim ricevono stati morali in seguito a ciò che accade. Trascuratezza. Perché? Che abbiamo? Vediamo. Disagio. Il tuo sim è a disagio per via dell'igiene. Come per l'igiene? Abbiamo messo sciatto. Ah, giusto. Ho capito. Come puzza? Sposta il puntatore sopra l'emozione per saperne di più. Ok. Anche i sim hanno bisogno di una rinfrescata. Intentando una doccia rapida, un bagno bastano per scongiurarli. Ma noi non abbiamo messo che eravamo sciatti, cioè che ci piaceva la puzza. Cioè, dobbiamo per forza farci la doccia. Va bene, facciamocela una doccia calda e sensuale. Bellissimo. Ok, eliminiamo per adesso la sezione dei giochi e andiamo a farci la doccia. Vediamo com'è questa doccia calda e sensuale. Vediamo un po'. Ok. Sì, ho capito. Una farfalla è volata. Carriere. L'abbiamo già presa, amico mio. Abbiamo videogiocato, il denaro è utile per comprare tutto, lo sappiamo questo. Questo è il pannello della carriera, sì, l'abbiamo intuito. Allora, facciamoci sta doccia calda e sensuale, vediamo com'è la doccia calda e sensuale. Eccola. Va bene. Stiamo perdendo dei tratti. Allora ragazzi, il gioco è davvero molto, come dire, è davvero adatto a quello che mi aspettavo. Vedremo un po' come si evolverà nel corso del tempo. Vi ho dato un po' questa intro. Intanto vediamo le persone che passeggiano. Il quartiere è abbastanza vivo, quindi noi possiamo visitare tutta la zona del nostro quartiere. Che è successo? Soddisfatto. Intanto passano nubi di fumo qui intorno perché siamo in una zona arida. Addirittura possiamo interagire con quello che c'è intorno. Scava, potete vedere. Mi piace che possiamo interagire nel nostro quartiere e giustamente per andare in altri luoghi ci dobbiamo spostare, dobbiamo viaggiare. Quindi ragazzi, per adesso positivo The Sims 4. Per i prossimi giorni vedrete sicuramente tantissimi nuovi gameplay perché è un gioco che davvero aspetto da tanto. Vi volevo dire una cosa importante. Per quanto riguarda Rome 2, non ho intenzione ragazzi di continuarlo perché è stato un gioco che ha dominato ormai tutto l'ambito autunnale invernale dell'anno scorso. Ho provato a continuare con i Macedoni e con gli egiziani, però ci sono stati sempre delle interruzioni. Vorrei portare avanti dei giochi più nuovi, più moderni come The Sims, Tropico e i successivi che arriveranno, Project Cars e anche il nuovo Far Cry 4. Quindi non vorrei lasciarmi indietro con dei giochi abbastanza vecchi che ormai davvero mi hanno anche un po' stancato, perché dopo averci giocato un anno intero un po' la voglia mi è passata. Vorrei provare un po' dei giochi nuovi come The Sims e altri titoli, perché ovviamente non sono una persona che gioca sempre allo stesso gioco, voglio sempre cambiare. Quindi mi dispiace, anche se a qualcuno di voi piaceva la serie di Rome, non la porterò avanti, la lascerò perdere ovviamente. E se qualcuno ovviamente ha voglia potrà guardarsi nuovamente le serie scorse, comunque passate. Non ho intenzione di continuare. Comunque siamo adesso filtranti per la doccia. Quindi ragazzi, questo è il punto della situazione. Ci becchiamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti.